Eccoci qua, mister, una sconfitta di misura, castigati da un rigore, però prima avevate avuto una palla gol e avete avuto anche la palla del pareggio nel secondo tempo. Il Portogruaro si è portato a casa, si dice, tra virgolette, col minimo sforzo 3 punti. Cosa ha da recriminare? No, io l'unica prima cosa sono felice perché i ragazzi hanno reagito bene dopo la sconfitta di domenica, che comunque non avevamo fatto una gran partita. E oggi era una partita importante e loro hanno giocato bene, poi peccato per l'ingenuità del rigore e comunque abbiamo perso una partita con loro non hanno mai calciato in porta, quindi soddisfazione perché giocarsi così alla pari con la prima, però purtroppo nel calcio i gol bisogna farli, non fare regali, specialmente alla prima della classe, quindi se sono là c'è anche un motivo. Aveva preparato una partita diversa di come è andato o i suoi ragazzi hanno eseguito bene? Hanno eseguito tutto, mi dispiace per quell'errore sul calcio di rigore, io insisto che non devono entrare in area, ma a volte l'istinto della persona, però succede, penso che ci servirà per il futuro. C'è anche da dire che comunque la nostra media di età è anche giovane, quindi ci stanno gli errori di giovani contro qualche esperto, è che sai, perdere con la prima classifica, non ha fatto neanche un tiro in porta, dispiace, però onore a chi vince senza... Allora, per chiudere questa intervista, una prospettiva del Vedelago da qua alla fine, cosa ambite? Noi alla fine avevamo impostato il discorso di dire facciamo 7 finali in modo anche da tirarsi fuori il prima possibile. Questa è andata, adesso ne abbiamo altre 6 e domenica andiamo a Oderzo Per la battaglia. Cioè, se siamo giocati, che se andiamo a analizzare, oggi perdo con un calcio di rigore, a Montello perdo con una punizione al limite, dispiace, però perlomeno il lavoro sta ripagando gli sforzi, ecco, tutto qua, però dico contento per la prestazione perché insomma, vedo che non tutti fanno punti o riescono a tenere un Portogruaro così, insomma, un calcio di rigore alla fine. Bene, grazie mister. Prego.